Ospite d'eccezione in questi giorni a Sassari, ma soprattutto in questa giornata particolare, Gianfelice Facchetti. Già il nome, insomma, la dice lunga, come posso dire, delle tue origini. Il papà, Giacinto, uomo di grande spessore, mancato ormai da un po' di anni, però vivo nel ricordo degli sportivi di tutta Italia. Cosa significa essere figlio di un grandissimo uomo come è stato tuo papà? Ma innanzitutto penso per me è stato, come dire, il privilegio e la fortuna di avere un genitore presente, ovviamente, che ha condiviso il lavoro di formazione e di educazione di noi figli con mia madre, che c'era sempre, e quindi comunque di crescere con una strada tracciata molto chiara, con delle regole del gioco molto, molto precise messe in chiaro da subito in partenza, e questo ti aiuta poi a camminare, a cercare una tua strada, qualunque cosa tu faccia. Dopodiché ovviamente essendo stata la sua una vita tutta all'insegna dello sport, del calcio con l'Inter e con la nazionale, ovviamente questo aggiunge poi la possibilità di condividere passioni, momenti, emozioni che anche a distanza di tanti anni dalla sua assenza ancora posso riassaporare ogni tanto, perché comunque è un privilegio trovare persone per strada e ogni tanto allo stadio, insomma dove capita in maniera sorprendente che ti regalino un aneddoto, qualcosa legato a lui, a quello che ha fatto, quello che ha scritto nella storia dello sport insieme ai suoi compagni. E quello che si è guadagnato sul campo, in primis, non parliamo tanto delle vittorie sul campo, ma quello che è il rispetto, perché te lo dice un collega datato che tifa altra squadra, che però aveva grande rispetto per quella che era la persona. E in uno sport, Gianfelice, io tante volte lo dico ai più giovani, che mi pare non si respiri, non si viva più, perché troppi interessi al di là di quello che è lo spirito vero dell'essere bandiera di una squadra. Tuo papà lo è stato, dell'Inter, della nazionale. Ma lo sport io penso faccia i conti con la società e col mondo di cui in qualche modo è specchio, non per forza fedele, lo specchio dello sport rispetto a quello che accade fuori. Credo che sia qualcosa che a volte ingigantisca sia gli aspetti più belli, quindi se parliamo di emozioni, di gioia, di cose che si possano condividere sono più grandi, perché comunque poche sono le soddisfazioni, i momenti come la comunione panica di un momento insieme a 80.000 persone dopo un gol, di una festa di un'Italia intera, magari dopo un'Italia-Germania 4-3. Allo stesso tempo lo sport, in questo caso parlando del calcio, amplifica anche i difetti di quella che è la nostra società, che ha sicuramente oggi un po' da guardarsi dentro per provare a tracciare una rotta, e lo sport e il calcio, lo ripeto, non è da meno, ecco. Tu hai scritto dei libri, mi piace sottolineare il titolo di uno di questi due libri, che sicuramente è mutuato da un insegnamento del tuo papà. Se no, che persone saremo? Sì, se no che gente saremo, una frase che Arpino gli attribuisce in Azzurro Tenebra, in quel romanzo bellissimo sul mondiale amaro del 74, in cui salva 3-4 figure di quella nazionale un po' in difficoltà, disgregata appunto con quelli che erano i conflitti all'interno dello spogliatoio, e anche lì già forse no, erano un po' gli inizi di una crisi, e lui usava il calcio per raccontare quello che accadeva nel paese inteso appunto tutto quello che accadeva in Italia dopo il sogno del 68, e quella frase racchiude sicuramente appunto la necessità di avere dei principi ferrei da cui non ci si può mai esimere. Noi siamo cresciuti, no? Con le penne quelle serie, quelle ti facevano vivere senza bisogno di moviole, contromoviole, eccetera, eccetera, l'essenza del gol, del campo, della battaglia sportiva sul campo, no? Solo leggendolo. Oggi molte cose sono andate perse, secondo me, è troppa la ricerca della perfezione, e poi scopri che uno che sta giocando alla tovaglietta ha già firmato probabilmente per i prossimi 2, 3, 4 anni con 2, 3, 4 squadre diverse. È un calcio liquido dove le società sono quasi sempre più e dappertutto
sganciate dal territorio, dall'identità, dall'appartenenza a un tessuto economico, sociale, per come ci siamo abituati noi, no? Che l'abbiamo vissuto. Io sono del 74, quindi il calcio che ho vissuto è stato soprattutto quello, e quello che precedentemente alla mia nascita era comunque quel tipo di sport. Oggi il calcio è un'opportunità soprattutto di investimento, e quindi i principi che lo ispirano, al di là del fatto che poi ci si emoziona per un gol, però insomma i principi che lo governano e che in qualche modo muovono i fili sono principi che vanno da un'altra parte. E comunque, in finale di questa intervista, alla quale ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, io continuo a dire una cosa: le vere bandiere, i miti che sono nati intorno alle leggende delle persone, quelle non le scalfirà nessuno, neanche con l'assegno più roboante del mondo. No, è vero, condivido, e noi senza nostalgia dobbiamo aggrapparci a quello che le bandiere hanno rappresentato, se in qualche modo sono rimaste nella nostra mente, nel nostro cuore, rappresentando qualcosa di forte e che il tempo non porta via. Quindi dobbiamo capire e ricostruire il perché certe figure hanno rappresentato forse qualcosa, non so se di migliore, io penso di migliore, comunque certamente di diverso, di cui abbiamo in parte bisogno oggi, senza per forza guardarsi totalmente indietro. Dobbiamo essere ottimisti, costruire un futuro, ma ogni tanto, quando ci si smarrisce, voltare lo sguardo alle spalle potrebbe aiutare. Grazie, signor Filippo. Grazie a voi.